Se mi eleggete sindaco, io crepo in quell'ufficio, ma Conegliano l'assistengo. Grazie. Questa è la volontà del candidato sindaco Piero Garbellotto: sistemare la città dopo l'immobilismo degli anni scorsi e il commissariamento. È una città dove sicuramente non ci sentiamo a nostro agio come ci sentivamo prima, è una città che ha dato forti segni di insicurezza a partire dalla stazione, dallo shopping center, a partire dalla piazza quando è successo quel brutto fattaccio di uno scontro tra bande. È una città con 50 rettine vuote. Questo non significa parlare male di Conegliano, ma il medico pietoso fa la piaga cancrenosa e quindi bisogna fare una fotografia dello stato dell'arte, ed è una città che ha bisogno di ripartire velocemente, partendo dalla sicurezza, per poi agganciarsi al patrimonio dell'UNESCO, quindi alla crescita economica, al decoro con l'ordinanza del decoro che abbiamo già detto e spiegato diverse volte, alle politiche sociali con la Conegliano Card, alla snellimento della viabilità, perché come vedete è strozzata, e anche oggi che sabato mattina c'è confusione in centro e questa dovrebbe essere una piazza e non un'area così trafficata. E infine all'urbanistica che va calmierata perché ci sono troppi centinaia di migliaia di metri cubi previsti. Un piano di intervento pianificato su 2 livelli: prima gli interventi immediati, poi quelli a più lungo respiro, come la soluzione per l'ex Zanussi, ora di fatto discarica a cielo aperto nel cuore di Conegliano. È un programma corto perché deve essere capito da tutti, è come se fosse l'indice del programma a lungo, così anche mi immagino la signora Maria o il signor Mario lo può leggere, può capire immediatamente che cosa vogliamo fare, quali fatti, poche ciacque e tanta voglia di lavorare.